benvenuti a questo nuovo One to One, quest'oggi con la candidata alle elezioni europee per il PD, capolista della circoscrizione Centro Italia, Simona Bonafè. Buonasera. Salve, buonasera. Allora Bonafè, partiamo un attimo dall'operato del governo. Le accuse, soprattutto provenienti dal Movimento 5 Stelle, sono quelle in sostanza di aver fatto poco di quello che era stato annunciato. In particolare il tema degli 80 euro in busta paga da maggio possono effettivamente far ripartire i consumi in concreto? Beh, intanto mi stupisce che questo venga dichiarato il governo degli annunci quando abbiamo messo in piedi una mole di provvedimenti non indifferenti in soli 70 giorni, perché non ci dimentichiamo che è da soli 70 giorni che c'è il governo Renzi. Potrei dirle intanto che abbiamo approvato la legge elettorale, certo alla Camera dobbiamo procedere al Senato, potrei dirle per esempio che è stato approvato il decreto Poletti, che è un decreto che va a semplificare sensibilmente le norme nel mercato del lavoro, potrei dirle che abbiamo abolito le province, potrei dirle appunto che 10 milioni di italiani a fine mese, già da questo mese, riceveranno in busta paga, 10 milioni di italiani che guadagnano fino a 1.500 euro al mese, ma stiamo trovando le coperture per poter dare una risposta anche alle fasce più deboli, però diciamo 10 milioni di italiani avranno a fine mese 80 euro in più in busta paga. Certo, per Beppe Grillo, abbiamo sentito anche le dichiarazioni di Piero Pelù, possono essere considerate un'elemosina, una miseria, ma non mi stupisce di fronte ai guadagni ai quali sono abituati loro. Io penso invece che per una famiglia possa essere una vera boccata d'ossigeno, e soprattutto per quelle fasce che oggi hanno risentito pesantemente della crisi economica. La disoccupazione naturalmente il tema è centrale in Italia oggi, uno dei problemi principali, c'è naturalmente connesso al tema del lavoro ma anche a quello dei sindacati. In questi giorni si parla molto, la CGIL ha attaccato il governo soprattutto sul tema della concertazione, però all'interno poi della stessa CGIL c'è un terremoto imminente che si chiama Landini. In generale, secondo lei il sindacato in Italia rappresenta i lavoratori o deve essere riformato? Ma guardi, io non voglio entrare nel merito delle vicende specifiche della CGIL che sta affrontando questo congresso e che effettivamente lo sta affrontando con due posizioni anche abbastanza nette, da una parte la Camusso, dall'altra Landini, che sta dicendo occhio, la politica si sta mettendo in discussione, forse anche il sindacato deve fare un esame di coscienza. Io le dico questo, che noi abbiamo presentato questa proposta di riforma della pubblica amministrazione. Su questa riforma della pubblica amministrazione abbiamo visto che il sindacato ha l'unica preoccupazione di limitare il monte ore a disposizione dei sindacati. Penso che invece vada guardata nella complessità questa riforma, che finalmente ci adegua ai parametri europei, ed è una riforma che va intanto a non tagliare nemmeno un dipendente della pubblica amministrazione, quindi anche questo da parte dei sindacati mi sarebbe piaciuto sentire una parola d'appoggio, e che va invece sostanzialmente a riformare, a razionalizzare i costi della macchina organizzativa della pubblica amministrazione per renderla appunto più efficiente. Quindi ecco, penso che di fronte a una proposta così importante mi sembra riduttivo che l'unico limite evidenziato dai sindacati, come l'ho detto prima, sia quello del monte ore. Non solo, ma dai sindacati non ho sentito nemmeno una parola sugli 80 euro che metteremo in busta paga, quando per anni hanno lottato per i rinnovi contrattuali. Adesso in una botta arrivano 80 euro e non si è alzato nessuno a dire che bravo governo. Poi per carità, io penso che Renzi non abbia bisogno di plauso, ma anzi sia molto determinato ad andare avanti, e soprattutto andare avanti a cercare di dare una risposta a quei milioni di disoccupati, soprattutto giovani, che oggi ci sono nel nostro paese. Lei ha detto bene, oggi il problema è quello della disoccupazione, e in particolare, mi creda, della disoccupazione giovanile. Il dato di un ragazzo su due entro i 30 anni che non ha lavoro è un dato che ci deve allarmare. Su questo fronte effettivamente Landini l'ha detto, forse il sindacato è lontano, anche perché oggi stiamo facendo una battaglia contro il tempo determinato e non ci rendiamo conto che invece la vera precarietà è quella per esempio delle false partite IVA, su cui mi sembra che anche il sindacato sia un po' in ritardo. Allora, veniamo anche naturalmente al tema centrale, poi, che è quello della campagna per le elezioni europee. Allora, l'antagonista più forte nel PD, soprattutto a livello europeo, è appunto il Movimento 5 Stelle di Grillo, ne abbiamo già in parte parlato, però il sentimento euroscettico è forte, basti guardare le amministrative in Francia, le scorse, che comunque hanno premiato la Le Pen. Secondo lei come può il PD arginare l'ondata anti-europea?
Beh, intanto il PD può arginare l'ondata dell'antipolitica. Antieuropeismo e antipolitica nel nostro paese sembrano fare un tutt'uno. Chi oggi grida all'uscita dall'euro, all'uscita dall'Europa, sono quelle forze che più soffiano sul malessere sociale, che più soffiano che più stuzzicano l'antipolitica, senza però dare risposte concrete e oggettive. Questo va detto. Grillo è uno di quelli che ha criticato la misura degli 80 euro. Grillo è uno di quelli che è andato ai cancelli della Lucchini soffiando su un malessere ma senza dare prospettive, quando il governo ci ha investito e sappiamo quanto sulla riconversione. Però è effettivamente un nemico quello dell'antieuropeismo e, ripeto, dell'antipolitica. C'è un solo modo per sconfiggere l'antipolitica ed è quello che stiamo cercando di mettere in campo a livello nazionale. L'antipolitica la sconfiggiamo se la politica torna a dare le risposte, se la politica torna ad essere credibile. Il terreno sul quale si alimenta l'antipolitica è proprio quello dell'incapacità che ha avuto la politica in questi anni di affrontare i problemi veri del Paese. Allora, se noi partiamo da lì, partiamo e portiamo a casa questo processo di riforme che abbiamo avviato, possiamo dare intanto l'idea agli italiani che ci stanno guardando, che siamo persone che ci mettono la faccia e che sono credibili, e poi possiamo dare risposte concrete, per cui quello è il vero fronte sul quale noi dobbiamo lavorare e per il quale dobbiamo portare a casa i risultati. Per quanto riguarda Berlusconi invece, perché gli ultimi sondaggi insomma, lo davano al di sotto del 20% alle europee, secondo lei è finito un ciclo, un'epoca? Ma guardi, io non mi preoccupo di Berlusconi, mi preoccupo del Partito Democratico, cioè mi preoccupo soprattutto appunto intanto di continuare quest'opera di riforme importanti a livello nazionale, e poi mi preoccupo affinché il Partito Democratico possa avere un buon risultato alle europee, perché dobbiamo uscire dalla logica e dalla retorica tale per cui l'Europa non conta nulla o l'Europa è lontana dai cittadini. Per fare questo bisogna che le forze di sinistra, a partire dal Partito Democratico, in Europa abbiano più peso. Perché l'Europa di oggi è un'Europa che non ci piace, ma non è un'Europa figlia della nostra politica, e allora dobbiamo partire da lì, dobbiamo partire con un buon risultato e dobbiamo raccontare la nostra idea d'Europa. Allora, venendo appunto nel concreto di alcuni temi, spesso l'Europa nelle sue sedi poi internazionali viene vista lontana dai problemi concreti poi delle persone. Proviamo un attimo a fare il punto su quelli che sono alcuni problemi italiani e però sull'importanza che può avere l'Europa nel cercare di risolverli. Il primo, la disoccupazione. Allora, lei ha detto bene, spesso viene percepita lontana dai cittadini, quindi il grosso sforzo che dobbiamo fare a partire da questa campagna elettorale è intanto di raccontare l'Europa delle opportunità che già ci sono. L'Europa non è solo un limite, anche se oggi viene vissuta principalmente come un limite. Allora sentiamo parlare del fiscal compact, sentiamo parlare del patto di stabilità, sentiamo parlare del 3%, di Basilea e quindi della stretta del credito. Non evidenziamo già oggi le opportunità, che sono quelle per esempio di andare in Francia senza dover tirare fuori il passaporto, che sono per esempio quelle per un imprenditore di poter esportare le proprie merci in Germania senza pagare dazio, che sono quelle per i nostri ragazzi, per i nostri studenti universitari di andare a formarsi già oggi nelle migliori università europee. Certo, se poi si formano nelle università europee, cresce la loro coscienza europea e poi non trovano un'occupazione in Europa, ma magari sono costretti ad andare in America o andare in Cina o in India, è evidente che non c'è opportunità che tenga. Per cui dobbiamo lavorare sul fronte della disoccupazione. Io penso che il primo nemico sia la politica dell'austerity, la politica dell'Europa che salva le banche e non salva le famiglie, quindi questo è il primo step che dobbiamo superare, quindi no a quel tipo di politica lì, ma una politica che sia più attenta anche alle esigenze della crescita. Sul piano della disoccupazione non ci dimentichiamo che già adesso l'Europa ha stanziato delle cifre importantissime sul progetto Garanzia Giovani, che è un progetto che tra l'altro in Italia sta partendo in questi giorni e che prevede un finanziamento di 1,5 miliardi, che andrà ai ragazzi fino a 30 anni che oggi sono disoccupati. Certo dobbiamo poi capire anche come spendiamo questi fondi che ci arrivano dall'Europa, per cui dall'Europa può venire una risposta importante sul fronte della disoccupazione, però poi sta anche a noi avere progetti credibili e creare le condizioni perché in Italia si torni a fare impresa. Ecco perché tutto il progetto di riforme non è secondario all'Europa, anzi è finalizzato a creare le condizioni perché il nostro Paese torni ad essere un protagonista. Tema connesso a quello della disoccupazione, altro tema fondamentale per l'Italia è quello delle imprese e più in generale del Made in Italy.
Sì, ha perfettamente ragione e anche qui dobbiamo agire su due fronti. A livello italiano noi abbiamo cominciato tagliando l'IRAP del 10% proprio nell'ultimo documento di economia e finanza. È un provvedimento che ci rendiamo conto che non risolverà il grande problema che hanno oggi le imprese, che è quello di un'eccessiva tassazione, ma è anche quello di un eccessivo peso della burocrazia, e su questo con la riforma della pubblica amministrazione vogliamo andare a dare delle risposte. Però ecco, ha ragione quando dice che c'è un altro, noi in Europa dobbiamo tornare a essere protagonisti, ma dobbiamo anche creare le condizioni perché il nostro mercato e le nostre imprese siano da traino all'economia europea. Io credo molto nel principio di libera circolazione delle merci e di libera concorrenza. Penso però che questo che questo si possa coniugare benissimo con la difesa del Made in Italy. Noi in Toscana abbiamo delle grandi eccellenze, viviamo di artigianato, per noi una politica europea che non tuteli il Made in Italy è una politica sbagliata. Ecco perché dovremo lavorare sulla tracciabilità dei prodotti, ma anche su una lotta serrata della contraffazione, che da sola produce 7 miliardi di euro, quindi è da lì che passa il rilancio dell'Europa, è da lì che passa sicuramente la tenuta del nostro sistema economico e quindi insomma di fatto anche dell'Europa. Ultimo tema che poi torna sempre d'attualità nei periodi estivi è quello dell'immigrazione clandestina. Si vede, basta accendere un telegiornale per vedere che effettivamente il problema non è risolto a livello italiano, ma a livello europeo si può dare una risposta. Si deve dare una risposta a livello europeo. Noi dobbiamo chiedere all'Europa una politica dell'integrazione una politica dell'immigrazione molto più integrata di quanto già non succeda oggi, anzi è proprio quello il fronte sul quale dobbiamo andare in Europa a chiedere maggiori garanzie. Dico anche questo, che mi appare singolare che chi oggi chiede che l'Europa si faccia sentire sul piano dell'immigrazione siano quelle forze politiche che chiedono invece di uscire dall'Europa, per cui c'è anche un po' di schizofrenia. Io dico che effettivamente noi siamo la porta d'ingresso per tanti immigrati che cercano poi anche fortuna nel resto dell'Europa, per cui accollarci da soli i costi dell'immigrazione non è più pensabile e non è più auspicabile. Naturalmente come capolista per la circoscrizione centrale e per il Partito Democratico alle elezioni europee, lei in questi giorni ha girato molti luoghi del centro Italia. Qual è l'istanza o la richiesta che le hanno fatto più presenti i cittadini che ha incontrato? Ma sono due le parole d'ordine. Da una parte lavoro. Io ho sentito davvero molta gente chiedere che ci si occupi più dei temi del lavoro, di rilanciare l'economia, e dall'altra, le sembrerà strano, ma la parola che ho sentito di più è credibilità, cioè c'è la voglia di credere in un'Europa diversa e di mandarci una classe dirigente, non come è successo purtroppo troppo spesso in passato, di politici a fine carriera o parcheggiati in Europa, ma la voglia di scommetterci, di rilanciare il progetto europeo a partire proprio dalle persone che ci mandiamo e che devono fare gli interessi del nostro Paese e al tempo stesso portare a casa i risultati anche per un'Europa più coesa. Ecco, un segnale importante anche proprio per la rappresentanza che viene mandata in Europa, il PD l'ha voluto dare scegliendo come capoliste tutte donne. Che segnale è questo? Non è, guardi, solo una gentile concessione al genere femminile, è quello che le dicevo anche un po' prima, cioè l'idea che dietro ci sia una scommessa culturale, cioè l'idea che dietro si scommetta su una nuova classe dirigente, si scommetta su una nuova generazione di politici e politiche che possano andare in Europa a battere i pugni. Certo, per andare in Europa a battere i pugni dobbiamo però anche a casa nostra cominciare a portare a casa i risultati, perché saremo più credibili in Europa se anche in Italia creeremo le condizioni per essere un paese più europeo. Allora, siamo arrivati quasi in chiusura. Intanto c'è un passaggio importante, quello dei socialisti europei e del PD che oggi sono insieme. Che contributo può portare lei alla causa europea del centro-sinistra? Ma a me piacerebbe arrivare, lei lo sa che in Europa i parlamentari non si siedono per appartenenza nazionale, quindi cioè si siedono proprio per appartenenza politica, quindi se sarò eletta, se sarò eletta a Bruxelles, già questo è un bell'impegno, visto che accanto al simbolo del Partito Democratico bisognerà scrivere anche Simona Bonafè eventualmente, ma se sarò eletta all'interno andrò a sedermi nei banchi del PSE, l'impegno mio
è quello di rendere un po' più simile al Partito Democratico il Partito Socialista Europeo, e sicuramente quello di uscire davvero definitivamente, cioè chiudere la stagione dell'austerity in Europa e aprire quella invece, diciamo, meno fiscal compact e più social compact, quella che dia davvero una risposta sul piano della crescita e sul piano delle politiche per la disoccupazione. Allora, ultima domanda, il 25 maggio si avvicina, ormai quali sono le prossime tappe della sua campagna elettorale, dove verrà chiusa la campagna elettorale? Ma oggi sarò in Garfagnana, poi il collegio è molto, diciamo, la circoscrizione è molto ampia, prevede, insomma, comprende le Marche, l'Umbria, il Lazio, Roma, che già di per sé è, diciamo, una regione nella regione, e sicuramente la Toscana. Sto girando parecchio ed è un'esperienza molto importante perché sto incontrando tante persone che appunto chiedono un'Europa diversa. Oggi sarò in Garfagnana, poi tornerò a girare un po' sia per il Lazio che per le Marche, anzi il 16 sarò a Pesaro con il Presidente del Consiglio, con Matteo Renzi, e anche la chiusura della mia campagna elettorale sarà a Firenze invece, perché giustamente giochiamo in casa con Matteo Renzi e penso anche Dario Nardella. E allora in bocca al lupo a Simona Bonafè, candidata per il PD alle elezioni europee per la circoscrizione centrale come capolista. Ricordiamo che alle europee bisogna scrivere il nome accanto al simbolo del partito. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E appuntamento naturalmente il prossimo One to One. Buonasera.